Della zona. Buonasera a tutti, a chi è presente a quel luogo, in questa splendida cornice che è l'anfiteatro dove facciamo gli eventi in Malgafara. Questa è la terza edizione di Una montagna di cultura, una serie di eventi che come associazione L'Oppure curiamo da ormai 3 anni appunto assieme ai gestori di Malgafara. Una montagna che non è solo il peso della cultura, ma anche appunto questo stupendo panorama che ha alle nostre spalle. Un saluto anche a chi ci segue in diretta su Facebook, c'è un'altra persona che stanno arrivando in loco, quindi magari la teniamo ancora un attimo più lunga. Ne approfitto magari per presentare a tutti quello che sarà l'ospite, il motivo di questa serata, ossia Giuseppe Aragogna, detto Veppi, che qualcuno magari conoscerà come ex vice direttore del Messaggero Veneto, ormai in pensione, ma anche in pensione mi pare di aver capito che non è una di quelle persone che riescono a stare ferme con tanta facilità. Beppe Aragogna questa sera ci presenterà il suo ultimo libro dal titolo Friuli, storia di rinascita della montagna, la montagna friulana in questo caso, edito da L'Omino Rosso. Ovviamente invito i presenti ad accaparrarsene una copia se vogliono, cosa che potrà essere fatta anche dopo l'evento, magari con una dedica da parte dell'autore. Dicevamo, Giuseppe Aragogna, dopo aver finito il ciclo lavorativo, si è impegnato, diciamo, in volontariato in Italia e in Africa, documentando il lavoro di alcune ONG, e ha scritto alcuni libri di storia locale e di analisi sociale ed economica, tra i quali menzioniamo Questo nostro Friuli, edito da Gaspari Editore, che racconta di storie di innovazione nella campagna, quindi possiamo dire che è stato un po' il passo precedente rispetto a questo libro. Siamo passati dalla campagna alla montagna. Diciamo, da quanto mi è parso di capire, avendo letto il libro, da quanto mi hanno detto altre persone, questo ultimo libro nasce innanzitutto dalla voglia che ha l'autore di esplorare magari gli angoli più dimenticati e affascinanti della nostra regione, ma anche di andare in cerca di storie di gente che in qualche modo sta provando a far rinascere la montagna friulana e le sue valli dalla grossa crisi di spopolamento da cui sono afflitti da ormai qualche decennio. E queste sono le storie che negli ultimi 2 anni sono finite nella rubrica Il Viandante, che Giuseppe Aragogna cura per il settimanale Il Friuli. Quindi direi che possiamo magari iniziare con le domande vere e proprie. Allora, la prima domanda che mi è venuta in mente di farle sarebbe: che cos'è che l'ha spinta a scrivere questo libro? Allora, da quando ho lasciato il lavoro, perché poi si resta sempre giornalisti e io ci tengo a dire che ho ancora spazio, no? C'è la seconda mia vita professionale, che è una vita di volontariato e di ricerca delle buone notizie, perché capita che nelle redazioni al chiuso si pensa di inventare il giornale con le disgrazie, no? Si pensa poi di venderle con le disgrazie e invece non si capisce che forse in questi tempi è meglio anche parlare un po' di speranza, no? Allora mi sono messo alla ricerca, o meglio in cammino. Io sono un patito di montagna, escursionista nei boschi, e un amico mi ha sempre suggerito di non essere un semplice camminatore o esploratore, ma di essere un viandante. E quali sono le qualità del viandante? Sono quelle di osservare attentamente, di ascoltare e di cogliere tutto per trasformarlo poi in un racconto o in breve storie come ho fatto io. Mi sono messo in cammino, il cammino dura ancora perché continuo sempre a trovare le storie per la mia rubrica che tengo per il settimanale Friuli, e intanto ho scelto, tra quelli che avevo già scritto, ho selezionate 50 storie, quelle che erano più rappresentative, ma anche quelle che mi davano la possibilità di riorganizzarle lungo un tragitto che comprende tutto l'arco alpino friulano e parte da
dal Cansiglio, tocca il Piancavallo, entra nella Valcellina fino al Vajont, poi tutte le altre valli, Val Tramontina, Val Cosa, Val d'Arzino, la Val Colbera, poi su verso la Carnia, dentro tutte le piccole valli della Carnia, poi Val Resia e per finire nelle valli del Natisone. Quindi questo compendio che rappresenta la montagna e le vallate friulane. Ecco, mi sono lasciato condurre dalla curiosità e come le ho raccolte? Le ho raccolte col passaparola, perché poi tutti i protagonisti si sono impegnati di rifornirmi altri nomi, di altre persone che hanno fatto delle scelte di vita proprio di valorizzare realtà montane, perché sono convinto che la montagna abbia bisogno di vivere e sicuramente vive, ed è un bene per tutti, perché non dobbiamo dimenticare che se noi non cerchiamo di rilanciare e di conservare il tessuto delle vallate, il tessuto sociale ed economico delle vallate, ci troveremo un domani sempre più vicino con oltre il 60% della superficie, perché la superficie montuosa è del 60% quella regionale, che diventerà un deserto. Ecco, dobbiamo evitarlo questo in nome di un riequilibrio territoriale, perché della montagna ha bisogno anche la pianura, perché se tu non curi la montagna finisce che si spopola, ma non soltanto di abitanti, anche degli animali. Poi ci lamentiamo magari di avere l'orso in altitudini già basse, di avere i lupi quasi in pianura, di avere i cinghiali in pianura. Quindi va conservato tutto l'habitat naturale dei nostri monti. No. La montagna friulana è una montagna che a me piace definire in qualche modo particolare, perché è molto attaccata alla valle, al fondovalle, e diciamo è un discorso che inizia già dagli ultimi paesi della collina, della pianura. Negli ultimi decenni, come abbiamo già detto, c'è stato un progressivo spopolamento, una progressiva quasi desertificazione, che si sta spingendo ormai anche a quei paesi che una volta facevano davvero proprio punto di riferimento per le vallate. Tra queste storie che lei ha raccolto, ha trovato magari un filo conduttore che possa essere quasi una luce di speranza per il futuro? Sì, allora, se mi è permesso posso riassumere in l'identikit delle persone che ho trovato. Allora, trovi l'allevatore, che può essere allevatore di mucche, di capre o di pecore, che non si limita a fare l'allevatore, e questo è l'importante, va in cerca di un valore aggiunto per poter sostenere la piccola azienda. Il valore aggiunto qual è? Quello della trasformazione del latte e quello della vendita diretta dei prodotti che lui elabora con il latte. Ecco, questa è un'importanza notevole. Secondo, i coltivatori sono dei coltivatori, come per esempio la copertina che ho scelto. La copertina rappresenta la coltivazione dell'arnica montana in Piancavallo, e dall'arnica tiri fuori tutti quelli che sono i prodotti per antidolorifici e altro. Quindi coltivazione legata alla trasformazione poi per piccole aziende, per esempio le piante officinali, gli oli essenziali da queste piante, liquori da queste piccole piante ed erbe. Altro identikit, no? Il recupero e la conservazione di quelli che sono
di quello che è l'artigianato locale. Allora lì trovi delle storie bellissime. Per esempio, pochi conoscono che nella Val Pesarina i due fratelli Leita costruiscono clavicembali e sono conosciuti in tutto il mondo per questa loro produzione, che poi vanno nei boschi e prendono il legname giusto che serve per fare questa loro attività. Altra cosa, sempre legato all'artigianato, gli scarpezzi, no? Queste calzature friulane che non conservano soltanto il vecchio modo di lavoro, ma inseriscono anche innovazione. Per esempio c'è la storia di una famiglia che per generazioni fa gli scarpezzi, che è stata contattata da una grossa azienda di moda pronta a comprare l'attività e queste persone hanno detto no, questa è la nostra vita, qua hanno lavorato delle generazioni, questo è un lavoro nostro che noi portiamo avanti. E questi scarpezzi vengono esportati in tutto il mondo perché poi vengono costruiti su misura e vengono personalizzati. Uno si sceglie addirittura il tessuto, il ricamo, i nomi, lo slogan, il logo, no? E poi viene costruita la calzatura, quindi anche l'artigianato. La cosa più interessante che ti fa capire che c'è una strada di futuro è avvenuta col Covid. Il Covid è un virus disgraziato, quindi non stiamo qua a fantasticare che ha creato delle potenzialità, ha creato distruzione, però nella distruzione ha fatto fare un salto di mentalità ad alcune persone e sono quelli che io oso definire i nomadi digitali, no? Esperti web, grandi esperti web, che hanno colto l'occasione per evitare il lockdown, si sono trovati un luogo in montagna, no? Ci sono due storie significative, una a Staligial, dove lei e un bambino lasciano la pianura per andare ad abitare in una casa di famiglia che è stata poi rimessa a posto, non si sono più mossi da Staligial. Cosa fa lui? Lui è un grossissimo esperto di web, da Staligial gestisce la piattaforma logistica di una multinazionale svedese. Quindi da Staligial, dove tutti sono scappati, questo è arrivato e ti gestisce questa attività importante. Altro esempio, San Francesco Valdarzino. Lui e lei lasciano la pianura, trovano una casa a San Francesco e fanno smart working per attività di arredamento e design per interni. Avvertono questa persona che da lì a pochi mesi ci sarebbero state le elezioni a Vitodasio, perché San Francesco è una borgata di Vitodasio, e lo invitano a candidarsi sindaco, perché il Vitodasio usciva da una fase commissariale, uno scontro tra le solite persone. Questo arriva ed è l'elemento di novità, fa una lista e vince le elezioni. Ecco, il nuovo che prende in mano una comunità. Questo è un altro fatto straordinario che ti fa pensare e che ti fa ben sperare. Dopodiché ci sono le scelte di vita singole che sono legate a persone isolate che hanno deciso di lasciare tutto e di andare a abitare in montagna. Per esempio, tornavo da un'escursione, trovo su Messenger un messaggino, ho individuato una storia per te, devi camminare, devi entrare dentro il cuore della Val Tramontina, no? Perché lì troverai un personaggio particolare. Lo puoi definire un eremita 2.0 perché è uno che sa utilizzare i social.
vado, mi faccio 40 minuti di cammino, lo trovo che spaccava le legne, no? E mi ha fatto accomodare in casa, mi ha spiegato la sua scelta di vita, non dico niente perché la trovate nel libro, una scelta di vita particolare. La condizione era di non mettere il nome e cognome, ma di mettere il nome per cui lui ormai è conosciuto. Oppi Caverna. La caverna cos'è? Un laboratorio che lui ha costruito in una casa ormai distrutta dal tempo, dimenticata, a Barbeadis. Sono 3 case diroccate. C'è questa sua che è rimessa un po' a posto e lui ha il laboratorio. Cosa fa in questo laboratorio? Fa coltelli da collezione che sono la fine del mondo, ma bellissimi, e lui lavora attraverso i social. Ma come fa, dici? No? È curioso ma dove vai a prenderti quello di cui hai bisogno? Benedetto, ormai Amazon arriva dappertutto, quindi lui ordina, il corriere di Amazon va alla locanda sul lago lì a Redona, lui sa che ha il suo materiale, va a prenderlo e lì lavora nel laboratorio. Questo è un tipo. L'altro personaggio un po' particolare che ho conosciuto, sempre in Val Tramontina, a Ombrena, succede che sono colto da un po' di nostalgie, no? Io ho fatto lo scout da giovane e facevo dei campi proprio a Ombrena. Andavo a vedere com'era la condizione, ho visto case diroccate, tranne una che era stata rimessa a posto. Mi avvicino, trovo questo nuovo abitante, unico residente a Redona, e cosa fa questo qua? Ha scelto, 50enne, di lasciare quello che era la sua professione. Lui era maestro di sci per VIP, ha fatto i soldi ed è scappato dall'Alto Adige. Lui è un alto atesino. Perché sei scappato dall'Alto Adige che sei nel cuore delle montagne? Perché lì la montagna è sfruttata e a me non va bene perché lì c'è il turismo di massa e io sono contrario a una montagna che è usata soltanto per il turismo di massa. E la mia realtà di montagna selvaggia l'ho trovata proprio nel Friuli. Lì si è rimesso a posto la casa, no? E mi ha ospitato, mi ha raccontato la sua vita. A un certo punto ho detto: sì, ma tu adesso con quanti soldi vivi? L'ho costretto a tracciare delle cifre sul foglietto di carta ed è saltato fuori che lui vive con 150 euro al mese. Ma come fai? Io sono autosufficiente nella mia gestione del bilancio, perché ho l'orto, sono vegetariano e quindi mi arrangio con quello che mi dà l'orto. La legna, no, ho i boschi, perché ho comprato i boschi e prendo quello che mi serve per il riscaldamento. Ho fatto un piccolo investimento nei pannelli solari, quindi ho tutto. L'acqua è l'acqua piovana che io utilizzo con dei filtri, mi bastano quelli. Perché? Qual è la mia capacità? È quella di cancellare, di togliere, di eliminare quello che definisce il galleggiamento sociale. Mi spiega cos'è il galleggiamento sociale? È tutti i soldi che sperperi per pagare da bere agli scorponi o agli amici, a questo e a quell'altro, e la pericena, e lo spritz, e il caffè, e questo. Tiri via tutta queste spese, che lui definisce un consumismo buttato via, no? E quindi trova le opportunità di vita. Dopo ci sono altre curiosità. Un altro personaggio incredibile che ho conosciuto a Cleva, 5 case, e Cleva è una borgatina vicino a Campone. Questo è un antropologo, studia tutta la realtà del Kashmir. Lui vive 8 mesi l'anno nel Kashmir per documentare tutti i suoi studi e le ricerche e poi se ne torna a Cleva da solo e lì si mette a lavorare con tutti gli elementi e la documentazione che ha raccolto.
ha vinto dei premi importanti a livello mondiale, la sua difficoltà è quella di andare a ricevere i premi perché deve mettere la giacca e la cravatta e lui si sente goffo in questa situazione. Visto che abbiamo parlato molto di Val Tramontina, mi permetto di tagliare un piccolo spazio per fare una piccola pubblicità. È magari una storia che ti potrebbe anche interessare, perché c'è un gruppo di ragazzi di Val Tramontina, alcuni sono miei amici, che negli ultimi anni hanno rilevato entrambe le aree campeggio dei comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra. È già il secondo anno che organizzano un festival musicale di musica dub e reggae, che si terrà questo weekend. Stasera c'è la prima serata, domani sera la seconda, domenica sarà una giornata chiamata Art in Val, dedicata più diciamo alle arti, all'artigianato, alla cultura. Invito quindi sia presenti, magari sia che ci ascolta online, di pensare di farsi una gita di sabato e domenica, perché è una realtà che oltre ad essere immersa in un paesaggio fantastico sulle rive del Meduna, è molto bella, molto vitale, molto allegra. Certo. Quindi, passando a quello che mi hai appena detto, tracciando vari profili di personaggi che hai incrociato e che racconti nel tuo libro, mi avrebbe così da dire. Ci sono diversi rapporti che può magari scoprire l'uomo con la montagna. Cosa voglio dire? Col Covid magari c'è qualcuno si era avvicinato perché sentiva un po' preso dalle restrizioni e ha detto ho uno spazio isolato che posso sfruttare, diciamo, sentirmi più libero, ma c'è anche chi lo fa come scelta di vita. Però capita spesso che magari chi decide di aprire un'attività economica in montagna si accorga che il suo compito, oltre a quello di provvedere a se stesso, è anche quello di fare un po' da custode del territorio. Certo. Ecco, il ruolo del custode del territorio è un ruolo fantastico, perché senza questi personaggi che si inventano una vita in montagna, molti luoghi sarebbero completamente desertificati, no? E quindi queste persone hanno un forte senso di comunità, perché lavorano per se stessi, perché devono far quadrare i conti della loro piccola attività aziendale, ma lavorano anche per gli altri, perché esprimono un grande valore sociale, quello di tenere in vita dei luoghi che altrimenti sarebbero persi. Lì ci sono storie anche familiari interessanti. C'è una famiglia incredibile che vive da sola in un borgo che si chiama Clap, che è poco distante dalle Malghe del Porzus. Hanno comprato tutte le 3 case del borgo e vivono con questa aziendina che mette assieme l'allevamento di pecore autoctone, che se queste pecore non fossero state salvate per quell'attività, forse non esisterebbero più come razza. Quindi anche questa capacità di trattenere questi animali che altrimenti scomparirebbero. L'allevamento, la coltivazione, l'agriturismo, ed è importante, e un po' di possibilità ricettiva. Cioè, anche qua è un turismo completamente, vanno a intercettare un turismo che è diverso, non è il turismo di massa. Cioè, se noi pensiamo di sfruttare o di tirar fuori le potenzialità dalle nostre valli pensando all'Alto Adige, siamo fuori strada, perché questo può succedere nel Tarvisiano, dove hai una montagna particolare e hai la possibilità di avere dei poli sciistici, ma in tutto il resto del Friuli, guarda qua, sono valli chiuse, non hai il paesaggio dell'Alto Adige, quindi non puoi fantasticare cartoline che tu non sei in grado di gestire. Anche i politici, i legislatori locali dovrebbero capire che se tu hai a cuore il rilancio della montagna, non puoi puntare su poli sciistici impensabili, perché tra l'altro con i cambiamenti climatici gli scienziati ti dicono è difficile trovare neve sotto i 2000 metri. Perché insisti a potenziare i poli sciistici? Perché insisti a fare grandi opere
opere contro quello che è il rispetto della natura. Per esempio mi riferisco nell'Alta Carnia stanno rendendo camminabili dei sentieri che sono incompatibili per quel tipo di trasporti. Allora diciamo, valorizziamo le specificità delle nostre valli, perché sicuramente può intercettare quello che è un turismo lento che c'è, e soprattutto è un turismo che viene dal resto, dall'Europa, no? Tedeschi, olandesi, austriaci, sloveni sono molto presenti nelle realtà nostre, no? Per esempio, così per fare quasi una battuta, Valpentina è qui vicino, è sopra il lago di Barges. Lì c'è un emigrante che è tornato nella sua valle e ha aperto un agriturismo. Il figlio coltiva 15 varietà diverse di mele, no? Hanno un agriturismo e una piccola attività ricettiva. Dagli ultimi giorni di settembre ai primi di ottobre c'è un gruppo di olandesi che ha già chiesto in affitto le camere, no, ma per i prossimi 10 anni anche. Per far cosa? Per sentire il bramito dei cervi. Adesso non so se hanno delle potenzialità erotiche questi cervi, però questi qua arrivano dall'Olanda, no, per sentirsi e per godersi il bramito dei cervi. A me crea pressione. Comunque trovi giustamente le persone che invece dal bramito dei cervi troveranno delle fantasie particolari. Tanto per dirti, ecco, queste sono le potenzialità delle nostre vallate. Prendere o lasciare. Il turismo lento, che è un tipo di turismo che è in estrema crescita, ma anche Sì. da altre regioni d'Italia, ma anche dalla Togile che tu avevi nominato prima. È capitato di leggere un articolo tempo fa dove le escursioni ormai privilegiate, soprattutto da chi in montagna ci va d'inverno, sono quelle montagne che sono più isolate, più selvagge, più aspre, che richiamano un po' a quasi una sfida personale. C'è il rovescio della medaglia, magari chi si mette in testa queste cose non è attrezzato, non ha capacità per affrontare quel tipo di percorsi, e purtroppo ogni giorno sentiamo di incidenti in alta montagna. E se si va in alta montagna con i sandali, purtroppo c'è sempre quello, e che è anche uno dei difetti che porta alla massificazione del turismo in montagna. Certo. Si rendono accessibili aree che magari prima uno ci pensava 2, 3, 4 volte, o almeno ci vado con qualcuno che sa. Sempre tornando al discorso di custodia del territorio, sono dato anche molte storie, oltre che custodi di tradizione, proprio custodi a livello sia biologico che di biodiversità. Come abbiamo detto prima, le pecore di questa famiglia che è stabilita in Borgata Clapa Faedis, ma ho trovato anche tante persone che anche con studi alle spalle, diciamo, sono riusciti ad applicare le loro conoscenze per recuperare culture che rischiavano di andare perse. Certo, culture che rischiano di andare perse e coltivazioni anche. A Cloud, per restare qua nelle vicinanze, c'è un'azienda che coltiva delle erbe e piante officinali di varietà di notevoli, no? E numerose, quindi tutte queste attività mettono in moto una possibilità economica anche, no? Però ecco, io non ho raccolto tutto questo, chiamiamolo, viaggio che ho fatto e in queste interviste un rammarico o non so, un pianto di qualsiasi genere. E certo ho colto un'amarezza da parte di quasi tutti nel sentirsi non tanto abbandonati perché se ne fregano di questo, ma sentire che chi dovrebbe magari agevolarli rema contro. Mi riferisco soprattutto alla burocrazia. Ecco, è una burocrazia insopportabile ed è insopportabile in pianura, quindi figurarsi in montagna.
Giovanni è un vecchio malgaro del Consiglio, alleva 95 capre cammusciate delle Alpi. Lui è costretto da questi termini burocratici, da impegni burocratici, a fornire ogni settimana un rapporto su cosa mangiano quelle capre. E quindi dice, ma cosa vuoi che mangino? Perché si devono accanire contro di noi? Perché magari non vanno prima che noi arriviamo con i greggi? Perché non fanno loro un piccolo sondaggio e vedono l'erba che mangiano e le cortecce? No, stop, cosa serve ogni settimana a portare giù un rapporto di questo tipo? Perché per esempio non si occupano di cosa mangiano le mucche negli allevamenti intensivi? Quello è più pericoloso. Allora lui è costretto a chiamare una ragazza ogni settimana, questa redige questo verbale, lo porta agli uffici che sono preposti a questi tipi di controlli. No. Una volta si è un po' inalberata e dice, ma perché non lasciate in pace sto anziano e lo costringete a portare sempre questi rapporti? E loro dicono, ma non serve mica che si muova e che mandi te, no? Non può farlo con l'email. E lui mi urla, l'email, qua non si ciappa niente, no? Quindi cosa vuoi che mandi l'email? Come faccio a mandare l'email? Ecco un'altra cosa, la montagna per vivere ha bisogno non di opere faraoniche, ha bisogno di collegamenti, di connessioni. Questa può essere la salvezza. Io tengo una rubrica radiofonica sul volontariato, no? Mi collego con l'Africa, e noi pensiamo all'Africa, certo, ma io mi collego con l'Africa e i collegamenti reggono perché ci sono le connessioni. Non riesco a collegarmi con Meduno, non riesco a collegarmi con la Valcellina, con la Valcolvera. Qui c'è il 5G, Ecco. Qui va fortissimo. Ma con Malgafara si collega quando vuole. È una zona rara. È una zona rara, no? Invece la montagna è buttata e lasciata così. No? I collegamenti sono sempre, le connessioni sono sempre più difficili. Allora, se hai le connessioni, hai la creatività. Ci sono dei giovani stupendi. Mi riferisco a un giovane greco, Valcolvera. Esattamente qua dietro. Sì, qua dietro, oltre la montagna. Vedi Raut? Ecco, dall'altra parte, no? Protetto da Raut, lui in mezzo al bosco ha una casetta bianca, no? Ha un buon collegamento che si è fatto lui, no? Vive solo e cosa fa? Fa incisioni, registrazioni per bande musicali di tutto il mondo. In Valcolvera basta avere il collegamento, perché non si riesce a capire queste robe qua? La montagna ha bisogno di questo. Tra quello, per dire, magari più che pensare alle grandi opere, lo si vede anche in comuni che non sono esattamente di montagna. Faccio l'esempio di Pinzano Tagliamento, che è vicino a dove vivo io. Giustamente il nuovo sindaco, parlando del possibile prolungamento fino a L'autostrada, sì, ma è stato stoppato. È stato stoppato, ma lui giustamente diceva, ma stiamo parlando di questo, di rinascita per i paesi, quando manca la manutenzione ordinaria alle strade principali. Io lo vedo sulla pelle certe cose, perché mia famiglia viene da Valcosa, da Cozzette, da Vito d'Asio. Il nuovo sindaco ha dovuto combattere per avere la strada d'accesso a provinciale per la Valcosa, non dico rattoppata, ma che fosse falciata l'erba. Certo. Non sono curate, la manutenzione è curata. Allora dico, prima di pensare alle grandi opere, pensiamo di sistemare, di mettere a posto quel poco che serve per vivere e quel poco che serve per rilanciare questa montagna, altrimenti, che poi in fin dei conti, guarda che ci sono dei segnali di speranza, perché per esempio la Val d'Arzino, la Valcosa, basta pensare Clausetto, ha dei numeri interessanti perché ha invertito una tendenza
arrivando nuovi abitanti, e nuovi abitanti molto ben disposti, non soltanto anziani, ma anche giovani. Quindi dico, sì, perché ti dico, ma tanto scappano tutti, c'è il calo demografico, ma l'inverno demografico l'abbiamo in tutto il nostro paese, quindi siamo tutti dentro questa sacca, non soltanto la montagna, e quindi siamo tutti nella stessa barca, remiamo. Anche perché spesso si tratta di paesi talmente piccoli a livello numerico di abitanti in cui magari basta un progetto, basta un'attività che sia ben avviata, che possa portarsi nel tempo quasi per rivitalizzare il paese. Porto l'esempio, adesso non mi ricordo come si chiama il paese, è di una vallata nel Cunese, nel Piemonte, in cui c'era un paese che ormai aveva poco meno di 100 abitanti. Un gruppo di ragazzi ha aperto un birrificio ristorante, nel giro di 15 anni la popolazione è raddoppiata. Adesso il paese è vivo, vengono persone che si fanno 34 minuti di macchina per venire a mangiare lì, ad acquistare lì. Ma io sono convinto che ci sono delle potenzialità inespresse. Bisogna soltanto che anche il politico e anche il legislatore capisca di mettere in atto alcuni strumenti. Allora, prima parlavo della semplificazione burocratica, ma anche la diversificazione della fiscalità. Allora, noi continuiamo a dire che il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha statuto speciale, ha la sua autonomia, utilizziamola. La semplificazione fiscale è importantissima, trova il modo per abbattere le tasse qui in queste zone che sono zone marginali, trova un sistema di bonus fiscali, esistono dappertutto, perché non li puoi utilizzare, non puoi inventare qualcosa in montagna? Dopo gli altri si arrangiano, perché, ripeto, la creatività è interessante e io ho tanta fiducia nei giovani, e sono tanti giovani che tornano in montagna, no? e che hanno delle idee, perché non sono soltanto quelle storie lì, ci sono anche storie che continuo a scrivere, e ti assicuro, non ti voglio imbrogliare, ho un elenco lungo, tant'è che magari salterà fuori anche il secondo volume. Tra le varie storie che hai raccontato in questo libro, qual è magari quella che ti ha colpito di più? Ma quella che mi ha colpito di più è la storia di una donna 42enne che non ce la faceva più, cioè è arrivata vicino all'orlo di un suo fallimento personale. 20 anni di lavoro in catena di montaggio in una fabbrica, non ne poteva più, va dalla psicologa, e la psicologa dopo alcuni colloqui ha detto: Gloria, guarda, con coraggio prendi in mano la tua vita, perché altrimenti vai a finire male, perché tu sei una persona creativa, no? Non puoi stare lì. Lei cosa ha fatto? Ha pensato a quelle che potevano essere delle altre attività, e ha tirato fuori dal suo bagaglio di esperienze la cucina, faceva dei buoni piatti, e con coraggio e speranza si iscrive a Masterchef, e siamo nell'anno 2019, no? Masterchef dopo 3 anni la inserisce nell'elenco di concorrenti, 8.000 concorrenti, dice, 8.000 concorrenti, io sono un paesino da Carnia, figurati cosa combino, no? Sono tutte persone che arrivano da luoghi ben in vista, e invece, per fartela breve, lei è arrivata seconda, si è aperto un mondo davanti a sé, l'hanno cercata chef importanti, e lei ha detto: no, le mie radici sono in Carnia, io valorizzo la Carnia, sono un escursionista, anche vado nei boschi, la mia capacità è di trasformare le erbe o gli altri elementi che trovo nei boschi e trasformarli in ingredienti per la mia cucina. È una cucina creativa, ha aperto un ristorante a Raveo, un piccolo ristorante, ed è sempre pieno. Tu devi prenotare un mese prima, perché altrimenti non trovi posto.
detto, ma toglimi una curiosità, come sei riuscita a conquistare, con quale ricetta hai conquistato la giuria? Ma guarda, più ricette locali, ma quella che ha dato quel tocco decisivo è stato l'utilizzo degli aghi di abete. No? Poi pochi giorni fa trovo nelle pagine del Corriere della Sera, no, decantato l'utilizzo degli aghi di abete in cucina. Guarda te, 4 anni prima l'aveva inventata Gloria in una piccola realtà della Carnia. Allora questo qua è un altro messaggio: prendiamoci in mano la vita quando capisci che non ne puoi più. E il cambio di paradigma personale non può avvenire in qualsiasi momento, ci vuole coraggio. Mi puoi dire, tu riusciresti? Forse no, però messo alle strette, messo in difficoltà, lo potrei anche fare. Nel mio piccolo posso dire, ho cambiato passo, perché non avrei mai pensato di fare il giornalista, ero impiegato in un comune e mi sono trovato giornalista, perché non ne potevo più di lavorare in comune. Ultima, diciamo, domanda per chiudere. Anche perché fa freschetto. Anche perché ho iniziato a tirare una certa arietta, il sole è calato dentro le montagne. Ecco il bello della montagna, vedi? Adesso in pianura stanno scoppiando di caldo e Ma noi quello qua... come dicevo prima, avendo la casa con lo zetto, adesso io volevo tornare su 2 o 3 giorni per godermi la piscina che avevo montato ai miei genitori. Andiamo su 1 o 2 giorni. Dobbiamo tornare giù martedì, voglio rimanere su fino a settimana prossima. E faccio fatica a dargli torto, sinceramente, perché oltre il panorama c'è un'altra temperatura. Per concludere, sta già lavorando ad altri progetti, hai qualcosa in mente per il futuro, oltre a magari a un secondo volume? Ma io sono pensionato, che futuro vuoi che futuro vuoi che pensi? No, sono un pensionato operoso però. Allora, io sono un volontario, lavoro tanto nel volontariato, per esempio sono operatore della Caritas, quindi mi occupo del centro ascolto e lì ne hai lavoro finché vuoi. Sto operando con delle ONG, sto documentando il lavoro preziosissimo che queste ONG, il lavoro umanitario che fanno nei paesi poveri. Ecco, mi occupo di documentare il lavoro di una ONG di medici che fa in Africa, nei paesi dell'Africa subsahariana, e quindi uscirò con un libro anche in questo caso, ma un libro che serve per raccogliere dei finanziamenti a sostegno di questi progetti umanitari. Ringraziamo quindi Giuseppe Ragogna, ricordiamo il titolo del libro, Friuli, storie di rinascita della montagna, edito da Edizioni L'Omino Rosso. E a questo punto auguriamo a tutti una buona serata, magari il più presente si potrà accompagnare a mangiare un boccone in Malgafara. Invece salutiamo anche gli spettatori da casa che spero abbiano apprezzato questo evento. Una montagna di cultura per quest'anno si limita a questo evento, speriamo di tornare anche l'anno prossimo. Buona serata a tutti!